Noi stiamo pagando con la salute delle nostre popolazioni l'aggressione coloniale e militare nel nostro territorio e ribadiamo proprio come gruppo e con forza che noi non molleremo, noi ci siamo davvero stancati e sarà questa una battaglia che porteremo avanti con i denti e con le unghie. Il 66% dei poligoni militari previsti per tutto il territorio italiano ci devono spiegare per quale ragione li hanno piazzati in Sardegna e uccidono, ammazzano. Ho fatto una richiesta agli inizi proprio della legislatura dell'istituzione di una commissione medica permanente di vigilanza, questo riferito proprio ai danni da inquinamento ambientale, industriale e militare. Una commissione che doveva essere costituita da soggetti riconosciuti scientificamente da tutti, che fosse al di sopra degli interessi dell'industria privata e dello Stato, una commissione autonoma e credibile. L'assessore Liori ha risposto invece con una proposta del tutto diversa e quindi con la costituzione stranamente di una commissione d'indagine solo ed esclusivamente sui tumori dell'utero, della mamella, dell'intestino, che sono quelle indagini che stanno facendo in tutte le città del mondo e dove non si riscontra ovviamente una grossa differenza fra l'incidenza che si ha su questi tumori specifici a Cagliari rispetto a quelli che si riscontrano in altre città occidentali. Lì ci stanno imbrogliando, non hanno fatto un'indagine mirata nelle zone ad alto inquinamento ambientale, a partire da Porto Torres per finire a San Rocco, per finire a Quirra e chi più ne ha ne metta, perché siamo circondati. Il sistema più economico del riciclaggio dell'uranio impoverito è l'uso militare. Indomunosta dall'uso dell'uranio impoverito che nascono e si creano le nanoparticelle che sono presenti nell'aria in queste zone, vengono inalate, superano il filtro polmonare, non si fermano neanche nel polmone, dove ci facciamo il cancro al polmone, lo superano e danno neoplasie in diversi distretti dell'organismo. Questo per dare l'idea di come la situazione sia altamente preoccupante, ci stanno decimando, praticamente ci stanno decimando. Stiamo attenti perché minacciano anche o si ventila la possibilità che vengano allontanati i pastori da tutte queste aree geografiche. Io dico che questo va contro natura, noi dobbiamo tutelare le nostre economie, i nostri pastatori che sono sufficientemente mortificati e sono le basi che devono chiudere. Oppure se lo Stato italiano non è d'accordo sulla genesi, cioè che siano le basi, le loro esercitazioni di guerra a produrre questi danni ad animali e gente, che dichiarino la calamità naturale, come dice il comitato, gettiamo le basi. Le nostre azioni politiche che stiamo facendo attraverso interrogazioni, attraverso mozioni, è perché le basi militari vadano via.